Sono decine le persone che lo stanno cercando, finora senza esito. Un dramma che si sta consumando tra le campagne della Bassa Padovana. Lui è un 85enne di Albignasego, uscito nel pomeriggio di giovedì e non rientrato più a casa. Ha lasciato detto ai familiari che sarebbe andato a cercare delle erbe selvatiche lungo l'argine del canale Vigenzone a Cartura. Alle 20, non vedendolo rincasare, la famiglia ha dato l'allarme. Subito si è mobilitata la prefettura, attivando il piano di ricerca persone scomparse. A Cartura è stato allestito l'UCL, l'unità di comando locale dei Vigili del Fuoco di Padova, e sono arrivati i sommozzatori, esperti in topografia applicata al soccorso, squadre a terra del comando di Padova e Rovigo e unità fluviali con imbarcazione dotata di ecoscandaglio, e poi i cani della polizia e i volontari della protezione civile di Cartura che hanno proseguito le ricerche fino a notte fonda prima di riprendere al mattino anche con il supporto dell'elicottero del reparto volo di Venezia. Sull'argine è stato ritrovato un secchio, forse dell'anziano, che era vestito con stivali, giubbotto scuro e cappello. L'auto era parcheggiata nei pressi e per questo si è pensato a una tragica fatalità. La speranza, ovviamente, è che l'anziano sia sano e salvo da qualche parte. Intanto le ricerche però proseguono fino a Bovolenta, dove arriva il corso d'acqua, perché la forte corrente potrebbe aver trascinato il corpo